27 novembre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi il recupero di uomini che maltrattano le donne, come fare? Ancora non solo Davis, non solo Bagnaia, ma avremo il piacere di ospitare in studio Lucia Helen Aiari, oro agli europei Under 21. E poi uno spettacolo divertente in arrivo al Teatro Musco di Catania, una famiglia quasi perfetta. Ma cominciamo subito con l'attualità, la sciabolata artica che ha colpito anche la Sicilia. Ci siamo lasciati alle spalle un fine settimana caratterizzato da pioggia, vento, mareggiate, specie nel versante tirrenico, e grande freddo. E ora? È arrivata nel fine settimana la prima vera ondata di freddo della stagione. La Sicilia dovrà fare i conti con un tempo freddo ma variabile. Le temperature continueranno ad essere al di sotto della media stagionale. Le massime non supereranno i 16 gradi. Intanto il forte vento che si è abbattuto sulla Sicilia nel weekend ha provocato danni e tanta paura. A Palermo, dove ha soffiato anche a 100 km/h, sono stati 120 gli interventi di soccorso per i vigili del fuoco. Tanti gli alberi divelti e finiti per strada sulle auto parcheggiate. Al centro sportivo del Palermo Calcio, a Torretta, danneggiati palestra e spogliatoi. Il forte vento ha spezzato gli ormeggi nel porto di Termini Imerese della nave Plutus, ancorata la scorsa estate dopo un maxi sequestro di droga. Capitaneria di Porto e vigili del fuoco hanno riportato l'imbarcazione in porto per ormeggiarla. E a causa delle pessime condizioni meteo-marine, un rimorchiatore diretto verso un porto turco ha perso la nave che trainava perché il grosso cavo di acciaio su cui era agganciata si è spezzato. È accaduto nella notte al largo di Stromboli. Fortunatamente si è spiaggiato fra Spadafora e Villafranca Tirrena senza provocare danni ambientali. Le mareggiate delle ultime settimane hanno provocato il cedimento di un tratto della strada provinciale 84 che dal centro di Marsala conduce ai lidi del versante sud. A Pantelleria un pescatore è stato soccorso e salvato dalla guardia costiera nonostante le onde alte fino a 4 metri. Sulle rotaie non è andata meglio, infatti RFI ha interrotto la linea Messina-Catania-Siracusa nel tratto compreso tra Fiumefreddo e Taormina con ritardi e disagi per i viaggiatori. A Catania cancelli chiusi per Villa Bellini, parchi cittadini e cimitero secondo l'ordinanza del sindaco Trantino. Tra tutte le difficoltà date dal maltempo non ci resta che ammirare questo splendido panorama. L'Etna innevata ci regala sempre uno spettacolo unico, ma la neve è arrivata anche a bassa quota, eccola fioccare a randazzo. La neve a randazzo, ragazzi. Adesso noi scendiamo un po' giù, andiamo a Catania, dove c'è stato un misterioso colpo all'autobus Librino Express che collega, scusate, la città con il popoloso quartiere. Un proiettile vagante ha colpito i vetri dell'autobus mandandolo in frantume e naturalmente si è sfiorata la tragedia. Vediamo i particolari. Stavolta a Catania ad essere preso di mira non è stato un autista della MTS, ma direttamente un autobus, un caso che ha tutte le caratteristiche di un giallo. Il Librino Express sta procedendo su Viale Moncada. D'un colpo l'autista e per fortuna i pochi passeggeri assistono all'infrangersi contemporaneamente dei due vetri al centro del mezzo. Li vediamo in queste foto. Cos'è accaduto? Difficile stabilirlo. Sullo strano episodio stanno indagando i carabinieri. Di certo c'è che si è sfiorata la tragedia. Diverse le ipotesi, tutte al vaglio degli investigatori. Qualcuno stava sparando e un proiettile vagante ha colpito per errore il bus della MTS? Dai primissimi rilievi effettuati sul posto sembra non siano state trovate ogive. E allora, possibile che contemporaneamente due vetri, l'uno di fronte all'altro, vadano in frantumi? Qualcuno ha lanciato una pietra? Oppure è stata usata una balestra? Gli effetti sarebbero simili a quelli provocati da un proiettile. Una storia inquietante. Chi è stato a provocare questi danni e per quale motivo? Le indagini e i rilievi proseguono anche nell'autorimessa dei bus. Autisti e passeggeri sono rimasti illesi e raccontano di aver sentito solo il rumore dei vetri rotti. Si spera non ci sia un piano preordinato. In poco più di un mese 3 gli episodi di aggressioni agli autisti della MTS. Annesima un uomo in scooter ha inseguito e minacciato con una pistola il conducente. In via Cristoforo Colombo l'aggressore per le sue minacce ha utilizzato un coltello. Altro episodio in via Aurora dove l'autista è stato schiaffeggiato dopo un diverbio con un centauro. Episodi di cui si è discusso recentemente anche in prefettura durante un comitato per l'ordine e la sicurezza. Attualmente sono 15 vigilantes dislocati in alcune aree di sosta. C'è poi il sistema di videosorveglianza in alcuni mezzi e si lavora a un collegamento più efficace tra la centrale della MTS e quella delle forze dell'ordine.
E adesso parliamo di calcio. A Catania funziona la cura Lucarelli, il Catania sbanca Giuliano grazie a un gol di Di Carmine, si aggancia al treno playoff e mercoledì sfida in Coppa Italia contro il Crotone. In palio i quarti di finale. Vediamo. Il vento continua a soffiare a favore del Catania di Lucarelli. Un altro segnale importante arriva dallo stadio De Cristofaro di Giuliano, dove i rossazzurri fermano la corsa della squadra campana, che era reduce da una vittoria ad Avellino e da un pareggio a Benevento. Il gol è del bomber Di Carmine, che nella parte finale del secondo tempo raccoglie un pallone in aria dopo un calcio d'angolo e riesce, piombando come un falco sulla sfera, a indirizzarla in rete. È la sesta trasformazione in campionato per l'attaccante etneo. Per il resto si vede una partita equilibrata, dove sono le difese più che altro ad avere la meglio sugli attacchi, ma in cui è il Catania ad avere le occasioni migliori. Lucarelli, che ripropone il 4-2-3-1 con due unici cambi in difesa, Lorenzini e Castellini per Silvestri non al meglio e Mazzotta, ha visto i suoi interpretare un buon primo tempo, restando sempre in partita. C'è ancora tanto da migliorare nel fraseggio, negli assist, nel gioco d'attacco, ma intanto per la prima volta il Catania vince 2 partite di fila e nel finale, dopo essere passati a 5 in difesa, sono sempre gli etnei a sfiorare il 2-0 con Dubickas, che fallisce un'occasione d'oro. Si cerca la continuità e a Giuliano è stato messo un altro tassello. Viva! Naturalmente ne parleranno i quotidiani, Angelo. Ne parlano sì i quotidiani, soprattutto la Sicilia, perché quella di oggi è la prima pagina anche sportiva, soprattutto sportiva, perché non dimentichiamoci che anche l'impresa della nazionale italiana di Coppa Davis di tennis, dopo 47 anni hanno riportato la Coppa in Italia. Allora, il Catania non si ferma. A proposito di Catania, secondo successo di fila, Di Carmine a segno nel finale, l'effetto Lucarelli funziona anche fuori casa, 1-0 a Giuliano. E dicevamo proprio della giornata sportiva, una giornata esaltante ieri. L'Ital Davis fa la storia, azzurri in trionfo dopo 47 anni, battuta l'Australia. Yannick Sinner, il protagonista, sul punto decisivo, ma c'è un altro mondiale, un altro grande fatto da segnalare. Pecco Bagnaia in trionfo, è campione del mondo per la seconda volta di fila, comunque su una Ducati, quindi Ducati. Pilota italiano, moto italiana. Insomma, ho il mio monopattino. Celebriamo ovviamente anche l'Italia che vince. Magari più avanti torneremo su queste notizie, sono davvero tante e positive una volta tanto. Adesso però vediamo cosa ci racconta la Sicilia sulla sua prima pagina. Stop violenza ma è polemica, il ministro Roccella, occasione sprecata, il PD non sporcare questa giornata, il riferimento è alla manifestazione di sabato, dove erano presenti delle bandiere palestinesi, e quindi per il ministro insomma si poteva anche evitare, pensare a celebrare e comunque a pensare alle donne che subiscono quotidianamente tanta violenza. E poi c'è uno scontro in atto tra la politica e la magistratura, perché il ministro Crosetto riapre lo scontro con ANM, la magistratura dice il ministro fa opposizione, e quindi i giornali stamattina su questa storia, su questa vicenda ci tornano parecchio. Il Papa e i polmoni infiammati, collegato in video da Santa Marta, l'Angelus affidato a Monsignor Braida, oltre 12.000 fedeli in piazza San Pietro. Questa è la prima pagina del quotidiano La Sicilia, che poi è anche la cronaca con un incidente stradale, purtroppo l'ennesimo, auto contro moto, perde la vita Centauro, grave la fidanzata. E allora nelle pagine interne partiamo proprio da questo incidente stradale mortale a Sciacca, in pieno centro abitato, il violento impatto in cui ha perso la vita un 25enne, guidava uno scooter con a bordo la fidanzata, che è stata ricoverata, adesso in prognosi riservata. Sulla stessa pagina si parla anche dei danni causati dal maltempo, ne abbiamo parlato prima, alberi divelti cadono sulle auto, il vento devasta Palermo, ma un po' tutta la Sicilia sarà sferzata proprio da queste raffiche anche fredde, direi. La pagina che la Sicilia dedica alla città di Catania, mercatini, occasione da sfruttare, nuove aree pubbliche e private dedicate al commercio natalizio come volano per il turismo, ampi spazi saranno dedicati anche alla solidarietà con il regalo sospeso o la cena sospesa per aiutare i meno fortunati. Sono delle belle iniziative. Poi ancora
Sempre sulla prima, e approfondiremo fra non molto, i controlli che riguardano la Movida, controlli e raffiche di sanzioni. È stata scongiurata una rissa mentre a Ragalna, pusher sullo scooter in cerca di clienti, in casa trovate le dosi e 230 euro di incassi. E sull'Etna, a proposito del maltempo, 2 escursionisti sono stati salvati, sono stati sorpresi dal freddo, dalla tormenta di neve. Poi si parla di disagio e criminalità giovanile. Nel 2022 presi in carica 1075 casi. Il bilancio è della equipe multidisciplinare integrate voluta dall'ASP per contrastare la marginalizzazione e la situazione di rischio. Questa è la prima pagina della pagina, cioè della Sicilia dedicata a Catania. E allora vediamoli questi mercatini natalizi verso il brand, attività produttive fra pubblico e privato. La città riscopre percorsi che possono fare turismo. Il Christmas Market, così diciamo viene ribattezzato, convince già e per 21 giorni proporrà spazi dalle 10 alle 21 destinati anche alla solidarietà. Una bella iniziativa, state vedendo anche delle bellissime foto che ci mostrano come di fatto siamo già in clima Natale. Adesso però voltiamo assolutamente pagina e parliamo della cronaca, perché ci sono stati controlli durante il fine settimana. Caschi, soste vietate e patenti, raffiche di sanzioni nella Movida, ancora dei controlli interforza nel weekend in centro storico. È stata anche scongiurata una rissa in via Teatro Massimo. Vedete le pattuglie, polizia, carabinieri e le altre forze dell'ordine che sono intervenuti per evidentemente evitare che insomma si possa trascendere. E così è stato, finalmente si è riusciti in qualche modo a vivere un sabato senza incidenti. Poi, vedete, anche il Giornale di Sicilia stamattina riporta il fatto che il governo e i giudici sono ormai ai ferri corti. Il ministro Crosetto attacca l'opposizione giudiziaria che ha sempre affossato gli esecutivi di centrodestra. È così, dice il ministro, l'Associazione Nazionale Magistrati replica: è una fake news che fa molto male alle istituzioni. PD e Movimento 5 Stelle parlano di accuse gravissime, la magistratura difende l'esponente la maggioranza, difende l'esponente di Fratelli d'Italia, che si dice pronto a riferire anche in Parlamento. Vedremo quali saranno i risvolti che verranno. E poi la Corte dei Conti, immobili della Regione, ci sono i rilievi dei giudici contabili, rendiconto bocciato perché non si riesce a quantificarne il valore. Questo è il giudice contabile che racconta e mette nero su bianco in qualche modo. Poi a Palermo la movida violenta, raffica di controlli, ci sono stati anche dei fermi, delle denunce, multe e sequestri dopo l'aggressione ai vigili. 4 ragazzi sono stati praticamente indagati perché responsabili di rissa. Travolto mentre pesca, ha salvato un ragazzo a Pantelleria, lo abbiamo sentito prima anche nel nostro servizio a proposito del maltempo. E poi anche qui c'è tanto sport, perché si comincia chiaramente con la vittoria, la bellissima vittoria della nazionale di tennis in Coppa Davis. Sinner nella storia, ha fatto davvero qualcosa di straordinario. Dunque la vittoria 2-0, non si è giocato poi il doppio perché a quel punto era ininfluente il risultato. Per il MotoGP il Super Bagnaia arriva secondo mondiale di fila, quindi un risultato importantissimo per i nostri motori. Ieri la Ferrari è arrivata a seconda nel Gran Premio di Dubai, però ha perso, diciamo, il mondiale costruttori, è arrivata terza, addirittura anche dietro la McLaren, se non ricordo male. Il Palermo resta malato, solo un pari a Terni, nuova contestazione, quindi questo Palermo non riesce a fare bene. I rosa avanti con Lucioni, poi subiscono il ritorno degli umbri che trovano il gol con Casasola. Non sfruttata la superiorità numerica nel finale, i tifosi sono a muso duro, insomma ce l'hanno con la squadra che ieri non ha saputo portare a casa questi 3 punti importantissimi. Poi 2 notizie di calcio, visto che ci siamo, che riguarda intanto la Serie A. La Juventus e l'Inter non si fanno male, hanno pareggiato 1-1, è finito così il derby d'Italia. In Serie D invece Siracusa e Trapani si dividono la posta, il derby di Serie D non è successo praticamente nulla. E poi
Eccola qui, la Gazzetta del Sud, siamo praticamente in chiusura di rassegna stampa con le pagine regionali. Si parla del duello all'università, il duello è all'atto finale, un voto sul quale aleggia la contrapposizione tra Cuzzocrea e Navarra. L'Ateneo di Messina oggi torna alle urne per eleggere il nuovo rettore e vediamo chi sono. Limosani contro Spatari e Moschella. Questi punti di sospensione evidentemente ci lasciano presagire che ci sono anche delle alleanze da qualche parte. Poi, come vedi, anche qui si celebra la vittoria, grazie Sinner, a distanza di 47 anni l'Italia torna ad alzare la Coppa Davis. Super Bagnaia ha vinto praticamente il secondo mondiale di seguito, e poi Crosetto, attacco ai magistrati, fanno opposizione l'ANM, una falsità. Ma c'è anche spazio per quanto riguarda il maltempo. Mareggiate, si è pure arenata una nave. Successo praticamente a largo delle coste. Purtroppo il forte vento ha fatto spezzare il cavo con cui questa nave veniva trainata, doveva arrivare in Grecia, non è mai arrivata lì, il rimorchiatore è rimasto poi a Stromboli, la nave si è spiaggiata. Questa è la prima pagina della Gazzetta del Sud, e così finiamo la nostra rassegna stampa regionale per questa mattina. Breve pausa, fra pochissimo la rassegna stampa nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia, a dopo. Qua lunedì 27 continuiamo la rassegna stampa con Angelo e naturalmente quella nazionale, no? Sì, quella nazionale, e riprendiamo proprio da dove abbiamo finito, con le accuse alle toghe e scontro, scrive stamattina il Corriere della Sera. L'Associazione Nazionale Magistrati da Crosetto false news, fake news. E poi il Movimento 5 Stelle e PD lo attaccano, lui cerco la verità, bufera dopo le frasi sull'opposizione giudiziaria. Il viceministro Sisto era, ora superare le carriere, separare, perché il progetto chiaramente è quello. Ma da tempo non è soltanto questo. E poi vediamo ancora il capo della corrente di sinistra, area delegittima ogni inchiesta che riguardi il governo. E ancora sulla prima pagina del Corriere si parla della guerra in Medio Oriente, i bambini liberati, Abigail è orfana, Il separata dalla mamma. Sono storie terribili che arrivano praticamente dalla striscia di Gaza, dove si continua in questo momento non a combattere, c'è una tregua che però potrebbe anche essere estesa. Pare che sia Hamas che Netanyahu, in vista proprio di nuove liberazioni, siano d'accordo a proseguire per ancora un poco. E poi il presidente ceco Pavel, promesse all'Ucraina non mantenute. L'Europa ha mostrato incertezza sull'Ucraina che hanno finito per danneggiare Kiev, dice il presidente della Repubblica Ceca, per l'appunto Pavel, che parla alla Corriere della Sera. Il fatto che pare certo è che in questo momento l'Ucraina è in difficoltà. Chiaramente, a differenza del passato, mancando le risorse che sono venute meno, ne arrivano di meno di armi, insomma di risorse di difesa, e allora in questo momento è difficile. E poi in prima pagina, Sinner trascina l'Italia, Coppa Davis dopo 47 anni, il fenomeno dei capelli rossi che sta riscrivendo la storia del tennis, battuta l'Australia in finale. Quando Panatta vinse in Cile nel 1976, ci sono i ricordi di quella impresa, ce n'è una attuale. Ma guarda che Repubblica stamattina proprio apre con gli eroi della Davis, questa è la scelta fatta da Repubblica, quasi mezzo secolo, insomma, è davvero un evento da celebrare. La Coppa del Tennis dopo 47 anni in GP, Bagnaia fa il bis, battuta intanto l'Australia, impresa degli azzurri, la star è Sinner con Musetti, Arnaldi e Sonego, Bolelli, anche il capitano Volandri, Yannick, siamo un gruppo di amici, e in TV scopre l'invito di Mattarella per andare al Quirinale, poi Bertolucci, degni di sollevare quel trionfo, è praticamente un pezzo di storia che parla, che sembra Panatta costruì proprio quell'impresa
Poi il ministro della giustizia, Crosetto, governo nel mirino dei PM, ANM e opposizioni, attacco al paese. E sempre sulla prima pagina di Repubblica, Hamas libera 17 ostaggi, c'è la piccola Abigail. E poi l'intervista con Pupo a Sanremo, il Quirinale fermò la mia vittoria, così dice nelle pagine interne, addirittura si parla Quirinale. Vedremo, È la prima volta che sentiamo dire che Pupo è un amico, per carità, l'abbiamo anche intervistato qua. Però vediamo che cosa è successo, cercheremo di scoprirlo. Il Quirinale che blocca Pupo. Un italiano su 4 ignora i femminicidi, e questa ci riporta alle manifestazioni di sabato. Per il 28% degli uomini non sono un problema e 3/4 dei giovani credono che la gelosia sia amore. Sondaggio Euromedia Research, violenza figlia del degrado. Lo zio di Giulia, Filippo, spieghi adesso la cattiveria che ha utilizzato per uccidere la povera Giulia. Toga in rivolta, Meloni con Crosetto, il ministro della difesa, certi magistrati fanno opposizione, è la notizia che è un po' su tutti i giornali stamattina. Il dietrofront sugli asili, pronti 1,4 miliardi, PNRR, quelle incertezze che agitano Bruxelles, quindi cambia sempre il nostro piano per sfruttare questi aiuti. Ma speriamo che arrivino questi soldi per gli asili, perché sarebbero veramente un grosso risultato per molte mamme e molte famiglie italiane, veramente. E poi la tregua a Gaza, Abigail torna a casa, Bibi non è finita qui, dice il presidente di Israele. E poi Grande Italia mette assieme di questa notizia, questa doppia foto con da una parte Sinner che alza la Coppa Davis, dall'altra invece c'è Bagnaia che si è confermato campione mondiale iridato per la seconda volta di seguito. Andiamo a vedere anche gli altri quotidiani, siamo sul giornale Le Toghe, il piano anti-Meloni, ecco qui praticamente cosa scrivono, giornale che è vicino comunque, lo ricordiamo, al governo, opposizione giudiziaria, il ministro Crosetto svela, vogliono colpirci prima delle europee, ecco gli obiettivi. ANM nega tutto, ma il centrodestra torna a chiedere la riforma, quindi insomma non è per nulla placata questa, chiamiamola diatriba, è qualcosa di più. Poi ancora sulla prima pagina del giornale, l'imam ha giurato che ci sostituiranno, da sindaco difendo noi ultimi italiani, la leghista Anna Maria Cisint, questo è quello che dice, viaggia a Monfalcone dove i bengalesi sono 1/3 della popolazione. Insomma, questo è quanto scrive stamattina il quotidiano Il Giornale. Poi siamo sul Fatto, vediamo cosa... No, stamattina comunque il Fatto resta in linea con gli altri giornali perché solamente ha un'apertura diversa, un titolo principale tutto suo. Crosetto, attacco preventivo ai magistrati. Di che ha paura? Il sospetto che viene, l'avvertimento, il ministro evoca congiure antigoverno, l'Associazione Nazionale Magistrati, fake news. E poi ancora si parla del ponte, torna Lunardi, Ferrovie dello Stato, rissa per le nomine, dietro il favore a LOL. Insomma, c'è davvero tanto di che discutere. E poi il Paese ricorda Giulia Camusso, le piazze più avanti dei politici. Questo è quello che dice la Camusso. Vediamo un po' ancora. Questa è una brutta notizia perché a Natale bollette più care per 6 milioni di famiglie. E vediamo perché, perché c'è la fine del mercato tutelato, dietro fonte di Meloni, una misura voluta da Renzi, mai applicata, inserita da Draghi nel PNRR, ora la destra tace, addio ai prezzi amministrati e quindi ci sarà il mercato libero, bisognerà
chiaramente capire e scegliere per il meglio. Il grande Sinner ci ridà la Davis 47 anni dopo il Cile. Questa è la notizia di sport. In prima pagina la tregua in bilico, Bibi nella striscia, gli ostaggi a casa e grane anche per Biden, insomma, che sta facendo un po' da mediatore, sta cercando di trovare una soluzione per liberare gli ostaggi. Il telepatriarcato, questo è quanto invece scrive stamattina Libero, che cambia assolutamente rotta. Il nuovo nemico è Paolo Bonolis. Protesta di Repubblica e del Giornale dei Vescovi contro il ritorno di Ciao Darwin. Perché le donne non si ribellano? Ascolti record. E quindi adesso si puntano i riflettori su Bonolis, ma c'è anche un'intervista con Jessica Notaro. Patriarcato no, randellate i violenti, direttamente, in maniera proprio diretta, senza mezze parole. Ancora altre notizie sempre dalla prima pagina. Vediamo il trionfo in Davis, dopo 47 anni Super Sinner, il nostro tennis ha un nuovo re. È una bellissima notizia, finalmente dopo quasi mezzo secolo. Adesso siamo al Tempo di Roma, ci sono toghe antigoverno, questo è il virgolettato, la denuncia di Crosetto a fondo del ministro, un'opposizione giudiziaria vuole affossare l'esecutivo, indignazione dell'Associazione Nazionale Magistrati, il PD riferisca in Parlamento, lui felice di farlo. Queste sono le schermaglie. Da Palamara a Misiani tanti giudici hanno ammesso le ingerenze nella politica. E poi ancora con altre notizie, il rush decisivo per Expo 2030, domani voto a Parigi, ultimi tentativi per superare la favorita Riyadh. Insomma, ci sono in gioco tantissimi soldi, ma proprio tanti. Il conflitto in Medio Oriente, Israele libera 39 palestinesi, si lavora per una tregua più lunga. Anche qui l'Italia di Sirne nella storia, dopo 47 anni torna la Coppa Davis. E lasciamo anche il Tempo, siamo adesso alla Verità, che ha una notizia diversa da tutti gli altri. D'Alema e il mal d'aereo, ora fa il consulente del bancarottiere, ritorna in pista dopo il Columbia Gate. Ma chi è il bancarottiere? E adesso cerchiamo di vedere con chi è che lavora. Ormai lo possiamo ribattezzare il politico con le ali. Massimo D'Alema, nella sua nuova vita di consulente, sembra avere la passione smodata per i campi di aviazione. Questo francese. Sì, e quindi Bourgade. Sì, esattamente. Quindi, insomma, questo è di cui nessuno di noi sa nulla, naturalmente. Però la verità è andato praticamente a scovare questa vicenda. Magistrati riuniti per fermare la Meloni. Il ministro Crosetto, l'unico problema per il governo è l'opposizione giudiziaria, mi dicono di incontri delle toghe di una corrente, la sinistra deve riferire in Parlamento, lui sì, ma in antimafia, quindi aumenta la dose il ministro Crosetto. Alza la posta. E come no, magico Sinner, dopo 47 anni l'Italia torna a vincere la Davis. E allora abbiamo anche il Tempo per vedere la nazione di Firenze, politiche toghe, riparte lo scontro, il ministro Crosetto accusa il governo può rischiare solo per l'opposizione giudiziaria, ma non è un attacco alla magistratura, insorge ANM, fa male alle istituzioni, le opposizioni venga in Parlamento, intervista a Tajani, urgente la riforma della giustizia, quindi il tema torna di nuovo in primo piano, il giallo nel giallo, libro di disegni accanto a Giulia, anche questo è un altro mistero. E poi ancora, visto che c'è la possibilità di farlo, stamattina c'è un'altra notizia che riguarda proprio le donne, perché andiamo a Genova, stuprata in casa da 4 ragazzi, la denuncia di una 17enne, la trappola della finta festa e poi l'orrore. Mi hanno abusato sul letto e in doccia, il branco indagato per violenza sessuale. Quindi come se
non fosse accaduto praticamente nulla, c'è poi una ventenne di Busto Arsizio, Kimberly, ipotesi scomparsa volontaria, si cerca questa ventenne che è andata via dalla sua abitazione dalle parti di Varese a Busto Arsizio. Lunedì scorso gli inquirenti sono convinti che si sia allontanata in maniera volontaria. Speriamo sia così. Prima di chiudere, stamattina è lunedì e allora ne abbiamo parlato tanto di sport, però non possiamo non fare vedere la prima nella Gazzetta dello Sport. La Davis in Italia dopo 47 anni è nostra, sotto la foto con tutti i ragazzi della nostra nazionale. Poi accanto abbiamo anche Pecco bis per il mondiale e la notizia di calcio che oggi praticamente, anche se lunedì, finisce diciamo quasi in secondo piano. Lautaro risponde a Vlahovic, il duello continua, Juve-Inter non finisce mai, e noi però ci fermiamo qui con la rassegna stampa. E adesso, un'occhiata al tempo, vediamo a che punto è la sciabolata artica sulla Sicilia. Bentrovati da Nico Schiodetto. Previsione per la giornata di lunedì, quando una perturbazione da ovest raggiungerà gran parte l'Italia, nuvole e delle precipitazioni in giornata sul versante tirrenico, entro la sera anche nord-est e parte adriatica. Sulla Sicilia tanta variabilità, giungerà anche qualche locale precipitazione a fine giornata. Inizialmente tempo abbastanza buono, poi a fine giornata rapidi piovaschi. I venti in rotazione tutti di libeccio, con il canale di Sicilia nuovamente mosso, molto mosso. Per quanto riguarda le temperature, in aumento i valori massimi e minime ancora fredde sulle aree interne, sull'entroterra. Per quanto riguarda martedì, condizioni ancora di variabilità, però questa volta il vento ruoterà di maestrale, quindi siamo a rischio delle precipitazioni sulla parte tirrenica, anche il palermitano, fenomeni in un contesto di variabilità comunque, più stabilità e sole invece sulla parte sudorientale, i mari generalmente appunto mossi o perfino agitati. Temperature che localmente toccheranno i 20 gradi nella giornata di martedì. Dettagli maggiori e approfondimenti sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Sì, ricordiamoci che tutti i giorni, prima del telegiornale, c'è chi la vuole cotta, naturalmente alle 13 e alle 19:30 su questa rete, su Antenna Sicilia. E adesso parliamo di un argomento di grande attualità, il centro di recupero per uomini maltrattati. Siamo in collegamento con Palermo, abbiamo con noi Antonella Macaluso, buongiorno e benvenuta. Che Buongiorno a voi. Presidente dell'associazione Un Nuovo Giorno, e Giulia Grillo, psicologa, che è già stata con noi. Buongiorno, bentornata. Allora, Buongiorno. Naturalmente noi veniamo da queste grandi manifestazioni contro il femminicidio di Giulia, l'ultima a Valverde, dove è stato lanciato un appello molto forte da parte di tutte le associazioni delle donne a rompere il silenzio, a parlarne in famiglia e naturalmente a denunciare. Però è anche vero che ci sono, poi c'è stato questo fatto sconvolgente che nel paese di Giulia Cecchettin, cioè a Vigonovo, proprio lo stesso paese, mentre si stava manifestando, un uomo ha picchiato la moglie e per questo naturalmente giustamente è stato arrestato. Però detto questo rimane un fatto, che ci sono degli uomini che essendo pure appartenenti a questa categoria certamente non apprezzabile, decidono di cambiare e non sanno come fare, quindi si rivolgono alle associazioni. Ricordo 7 milioni le donne italiane, Angelo, che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale. 7 milioni, non sono... È un numero elevatissimo. Non sono pochissime, tutt'altro, e dopo il femminicidio di Giulia, grazie al cielo, sono aumentate le richieste di aiuto, cioè le donne si fanno avanti, chiamano il 1522 e così via. Però ci sono anche queste associazioni dove ci sono delle equipe multidisciplinari. Che cosa fate? Vediamo. Rispondo io? Prego. Oh, Giulia, ok. Intanto volevo dire che finalmente da quest'anno abbiamo partecipato a un sacco di manifestazioni si inizia a parlare anche degli uomini. Questo sono contenta perché possiamo combattere a 360 gradi finalmente, e spero che siano le ultime trasmissioni che facciamo da questo punto di vista, anche dall'altro lato della medaglia, che sarebbe l'uomo che maltratta.
praticamente, e quindi le devo dire che quest'anno ho partecipato a un sacco di manifestazioni e finalmente si parla anche di loro. Ma gli uomini Cosa si fanno facciamo? avanti, gli uomini si fanno avanti, vengono da voi? Allora, diciamo che tra virgolette sono anche costretti un po' dall'avvocato, un po' Ah, perché ecco. devono accedere chiaramente al patteggiamento, comunque a delle misure che sono previste dal codice rosso o comunque dalla legge, e quindi per forza devono venire, E diciamo qual è così, il ecco. trattamento a cui vengono sottoposti? Ce lo vuol dire Giulia Grillo, forse? Sì, quello sì. Buongiorno. Buongiorno, intanto grazie per l'invito. Prego. Sì, è un trattamento che del via appunto da questo progetto non sono soltanto io, siamo tre psicologhe, c'è con me anche la dottoressa Sonia Famà e la dottoressa Ornella Longo. È una presa in carico del soggetto maltrattante che dura almeno 6 mesi, perché è un periodo di osservazione e durante questo periodo di osservazione si lavora proprio su quegli agiti e sugli effetti che possono avere avuto quegli agiti e su una presa di consapevolezza, perché sembra anche strano dirlo, ma effettivamente non sempre il soggetto maltrattante è consapevole di ciò che mette in atto, degli agiti, degli effetti che possono aver avuto, anzi tende molto spesso ad una minimizzazione di tutto quello che mette in atto nei confronti della vittima. Quindi partire da un processo di consapevolezza e di responsabilizzazione vuol dire poter lavorare sul soggetto maltrattante e sulla possibilità di attenuare le recidive. Allora, non so chi di voi due vuole rispondere. Sì, abbiamo capito che si tratta in generale, non sempre o di detenuti o di persone in uscita dai circuiti penali o da persone con dipendenze patologiche, diciamo. Ecco, ma i risultati sono buoni, sono positivi? Posso? Certo. Allora, intanto per completezza, diciamo, abbiamo un'equipe dove fa parte anche il criminologo e un consuelor, perché il processo, diciamo, è un po' più ampio. Sì, noi tra l'altro non è che abbiamo la bacchetta magica, e penso che Giulia sia d'accordo con me. Chiaramente cerchiamo di dare loro gli strumenti affinché prima di commettere ovviamente un atto terribile possano riflettere su quello che stanno per compiere. Quindi il processo, diciamo, è questo. Ci sono alcuni che chiaramente, avendo preso la consapevolezza, perché posso aggiungere che la maggior parte dei casi per loro è normale fare quello che hanno fatto, e questo noi dobbiamo togliere, questa normalità. Non esiste che sia normale, perché se sentite magari anche altre interviste dicono io ho fatto quello che mio padre e mia madre faceva con me ed è normale. E tutto questo invece non è normale, chiaramente ne prendono consapevolezza dopo alcuni mesi che il percorso è stato avviato. Quindi già questo gli darà uno strumento per riflettere prima di agire. Ecco, volevo chiedere alla dottoressa Grillo, si è fatto un gran parlare in questi giorni, più che altro un tema, diciamo, molto televisivo, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, se se alle spalle ci sia il patriarcato oppure ci siano le famiglie, diciamo così, dove i genitori non fanno i genitori. Voi che avete la testimonianza diretta, diciamo, che avete il polso della situazione, cosa c'è all'origine degli uomini che odiano le donne? Allora, io dirò una cosa che forse non è molto in linea con le ultime, insomma, quello di cui si parla per ora. Io non credo che abbia a che fare con il patriarcato, semmai forse il contrario. Intanto forse certe volte non si distingue tra patriarcato e maschilismo, ma non credo sia una questione di patriarcato. Forse
tutto il contrario, cioè quello su cui la psicanalisi, la psicologia si interroga ultimamente è proprio l'evanescenza della figura paterna, della figura maschile. Credo che sia proprio il fatto che ci sia invece una parità dei sessi e ci siano delle donne che riescono a far quello che durante il patriarcato non si faceva. Se noi pensiamo per esempio a Giulia, l'una delle ultime vittime, c'era un ragazzo che le chiedeva di laurearsi dopo, c'era un ragazzo che aveva difficoltà a poter reggere una donna che stava spiccando il volo, quindi io non so quanto si possa parlare di patriarcato piuttosto che invece non sapere reggere un ruolo maschile. Grazie, signora Macaluso, ci vuole parlare dell'associazione Un Nuovo Giorno, perché credo che abbiate un'attività anche un po' più ampia, oltre che il riferimento agli uomini che maltrattano le donne. Sì, noi siamo, diciamo, nate all'interno del carcere. Le nostre attività, diciamo, che sono tutte per questi soggetti. Anche perché pensiamo che forse è la fascia più vulnerabile, perché è lasciata a se stessi, anche perché la gente purtroppo, non conoscendo, pensa di buttare le chiavi. Purtroppo non è così. Una persona detenuta per qualsiasi tipologia di reato, se non accompagnata a dei percorsi, prima o poi sarà fuori, sarà in mezzo di noi, sarà in mezzo alla società. E quindi volevo anche lanciare un appello: non è un problema solo delle istituzioni o delle associazioni che si occupano di questo, è un problema sociale della società. Cioè dobbiamo agire tutti insieme. Se non ce la facciamo, se questa persona non è pronta a rientrare in società, vi posso assicurare che commetterà nuovamente un crimine. Certo, ma concretamente che cosa significa? Perché si sta discutendo in questi giorni dell'educazione all'affettività, ma non per chi ha già commesso dei reati naturalmente, ma per i più giovani, oppure ancora si sta discutendo di come dire, rendere più severe le norme del cosiddetto braccialetto rosso, cosa che è stato già fatto al Senato. Esatto, vabbè. Serviranno a poco le norme più stringenti, o meglio, voglio precisare una cosa: Dica. Serviranno in una prima fase, sicuramente dobbiamo proteggere la vittima, dobbiamo mettere in salvo e al sicuro, ma chiaramente col fatto che è aumentata la pena o è raddoppiata, non è che risolviamo il problema. La persona all'interno del carcere, siccome purtroppo esistono dei programmi, ma sono veramente come posso dire, blandi perché c'è un numero di detenuti esageratamente alto, gli educatori del carcere non ce la fanno, anche i direttori hanno delle difficoltà, quindi ce ne dobbiamo occupare all'esterno. Come ce ne occupiamo all'esterno? Perché li tiriamo fuori 2 o 3 anni prima, perché la legge lo prevede, e cominciano a fare un percorso ma non solo di educazione all'affettività, o un'educazione a 360 gradi. Purtroppo questa è gente che a sua volta non è stata adeguata o comunque è cresciuta in diciamo ambienti criminosi. Certo. E chiaramente, se da piccolo nella mia famiglia io respiro quest'aria, diciamo che difficilmente riesco a venirne fuori. E allora l'appello è quello che tutti i cittadini siano chiamati affinché ci aiutano ad educare. Ecco. Bene, noi ci fermiamo qui provvisoriamente, naturalmente, perché c'è tutt'altro che chiusa la vicenda purtroppo, ma non possiamo che apprezzare il lavoro che fate voi. Antonella Macaluso, presidente di Un Nuovo Giorno, e la psicologa Giulia Grillo, che ci ha spiegato come funziona un centro di recupero per uomini maltrattati, e ce ne dovrebbe essere più di uno naturalmente un po' dappertutto. Grazie tante, ci fermiamo per qualche istante, poi dopo ci saranno altri argomenti e altri ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno
Sicilia è con noi Edoardo Saitta, complimenti, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, dal 30 di questo mese al 17 dicembre sarà al Teatro Musco con, eccolo qua, una famiglia quasi perfetta, dovete vederlo anche lì. Con lui ci sarà ci saranno Francesca Ferro, Plinio Milazzo, Francesca Agate e Adriano Aiello con la regia di Francesco Maria Attardi. 5 amici che, come dire, si riuniscono amichevolmente e succede invece di tutto. Di tutto, perché sono 2 coppie in realtà, più un amico che è interpretato da Adriano Aiello. È tutto quello che succede fra 2 coppie che tra l'altro insomma è il fratello di mia moglie, quindi insomma anche parenti, proprio la famiglia, no? Sì. Di cui fa parte questo amico. Tutto quello che succede in una cena organizzata male dalle mogli, certe volte che si bruciano cose, insomma, e si rimedia in qualche modo, e che poi succede quello che succede nelle classiche scene. Sai com'è? Ognuno di noi ha i propri segreti, i piccoli segreti, le cose mai dette, e da lì, da alcuni diverbi, da alcune incomprensioni, da alcune... Tutto nasce per un nome, perché per un nome che si dà, uno scherzo. Ecco, da uno scherzo scocca la scintilla. Ma vediamo senza anticipare nulla, perché ovviamente se no roviniamo la sorpresa. Andatela a vedere, la andremo a vedere al Teatro Musco dal 30 novembre. C'entra anche la politica a un certo punto, o prima o dopo? Beh sì, perché io per la prima volta mi interpreto il ruolo di un sindaco, di un sindaco che ha, per essere eletto, insomma, ha fatto qualche tracchiggio, si dice che abbia truccato le elezioni, ma lui lo nega, ovviamente lo nega, ma non si saprà mai se è vero o no. Certo. Andiamo a lambire quello che è il sistema politico, ma per poco, proprio da lì c'è questo diverbio su questo... E anche le diverse condizioni sociali, ci sono... Ma stiamo tutti bene effettivamente, tranne il nostro amico che fa l'attore, perché si dice che chi fa l'attore non sa la passa buona. Abbiamo messo dentro anche questa parte, perché il nostro mestiere non viene mai riconosciuto come un vero e proprio mestiere. Io mi ricordo quando una volta dissi alla mamma di una mia amica, cioè, tu che lavoro fai? Ero ragazzo, faccio l'attore. Sì, dice, ma poi che lavoro fai tu? L'attore, sì, ma perché vivere? Tu che lavoro fai? Non è riconosciuto questo mestiere, e quindi andiamo anche a capire qual è il mondo degli artisti. Poi le credenze popolari ci sono di mezzo anche, no? Cioè le diverse, come dire, gli rapporti familiari, no? Rapporti familiari, rapporto tra fratello e sorella, rapporto tra cognati, sai, quelle intolleranze, no? Che tu non tolleri la cognata perché è sempre in ritardo. Che restano sotto traccia, ogni tanto esplodono. Finché non succede questa cosa, dice, vabbè, visto che siamo in vena di confessioni, stasera, dice, ora parliamo, ci diciamo tutto. Deve essere bellissimo, deve essere divertentissimo. È divertentissimo. Noi mentre proviamo, a un certo punto ci fermiamo, ragazzi, aspettate, stiamo provando, perché non riusciamo più a capire dove finiamo noi e dove iniziano i nostri personaggi, perché ci mischiamo veramente con le dinamiche familiari. Perché c'entra anche l'amicizia, voi siete amici poi nella vita. Poi noi siamo amici, con Francesca e Francesco non ci conosciamo da più tempo, con Francesca Agate e Plinio Milazzo magari sapevamo chi eravamo, chi fossimo, insomma, da tanto tempo, però la frequentazione vera è come, quindi sono le amicizie che tu scopri e riscopri adesso. Certo. Però stando sempre insieme poi si crea l'intimità fra colleghi. Bello, bellissimo questo. E alla fine non diciamo come finisce, no. Ma ricorda un po' Perfetti Sconosciuti? Ma ricorda un po' Perfetti Sconosciuti, e su quello stile sicuramente il teatro moderno. Ecco, consentitemi... È molto francese anche questo, le scene... Sì, le scene, è lo sterminio, è tratta dallo sterminio, quindi chi magari può, insomma, cercare, googlizzare il termine. La commedia, sì, la commedia è moderna, è nuova, ma non perché trattiamo un argomento nuovo, è nuova nei ritmi, nei tempi, nelle dinamiche, nella scenografia, perché con questo tipo di teatro, al Teatro Musco, dove per lo più si traccia una linea popolare, noi cerchiamo di avvicinare i giovani, i ragazzi a teatro con la commedia moderna. Allora, se Perfetti Sconosciuti ha un successo clamoroso, perché magari ci sono
5 volti televisivi, insomma, conosciuti in tutta Noti. Italia, noi non siamo da meno, insomma, per Catania, per la Sicilia, tutti e 5, e quindi credo che i ragazzi debbano venire a vedere questo spettacolo, perché poi c'è anche in questo periodo il tema della famiglia, dell'educazione, quindi dei figli, del come portarli avanti, credo sia fondamentale. Attualissimo, ma trattato col sorriso sulle labbra, con la risata, cioè il marito che passa il mocio, che spruzza, si taglia le unghie e la moglie lo rimprovera, cioè non ci si ferma un attimo. Io ho perso 2 chili alle prove. Vero? Giuro. Fantastico. Ma l'autore È ispirato, è liberamente ispirato ad un altro testo francese, e l'autrice è Francesca Ferro. è Francesca Ferro, Francesca, che salutiamo. che salutiamo, non so che se abbiamo visto fino all'altro giorno con Sogno di una notte che si è concluso ieri, a Bicocca. E Francesco Maria Attardi, che fino a ieri, perché poi ci sono intrecciate anche le prove, mentre loro facevano spettacolo noi si provava, quindi Francesco e Francesca in particolar modo non si sono mai fermati, hanno intrecciato prove, spettacoli con grande professionalità, per offrire un prodotto bello. Ma voi siete amici veramente poi, al di là dello spettacolo? Sì, siamo amici. Con Francesca è un'amicizia che stiamo coltivando da 2 anni, perché abbiamo stretto un po' di più, insomma, stando nella stessa casa. Ma la domanda da uno ignorante, quando gli attori sono amici è più facile o è più difficile, per esempio, interpretare un... No, secondo me è più difficile. Ecco. È più difficile perché lavorando, perché tu mi insegni che il lavoro è una cosa, l'amicizia è un'altra cosa. Certo. Quindi se magari c'è un'imperfezione o un qualcosa, hai l'istinto magari, io come lei, come gli altri, di poterla dire, però poi ci affidiamo sempre alla figura super partes che è Francesco, dice, vabbè, se sbagliamo ci pensa lui, così noi rimaniamo amici. Perché sennò si rischia di compromettere un pochino. Magari una cosa detta, però devo dire che questa è una bella squadra, non è una squadra suscettibile, non è una squadra invidiosa, è uno spogliatoio bello, interessante. Se magari tu dai un suggerimento, io ricevo un suggerimento da un compagno, lo prendo come un suggerimento per... Ma appunto, raccontaci questo, fuori da Una famiglia quasi perfetta, in generale, quando gli attori provate, delle volte anche vi rimproverate? No, non capita, rimproverarci no, come dire, stiamo attenti a quello che facciamo, quindi se sbagliamo, no, eri là, oppure no, dovevi dire questo, se no lui non aggancia, c'è molta collaborazione. C'è collaborazione, E poi, prevale lo spirito del gruppo, lo spirito di rendere bene... Sì, guarda, fino a ieri mattina abbiamo avuto prove di mattina e quindi poi, insomma, arrivano i cornetti, Francesca porta i caffè, Adriano va a prendere la colazione, Plinio porta i figurini, insomma siamo una famiglia, stiamo diventando una famiglia quasi perfetta. Benissimo, complimenti a Edoardo Setti, è stato un grande piacere averti qua, ti aspettiamo altre volte dal 30 fino al 17 dicembre al Teatro Musco con Plinio Milazzo, Francesca Ferro, Francesca Gata, Adriano Aiello e la regia di Francesco Maria Attardi. Grazie, complimenti, in bocca al lupo. Buon inizio di settimana. Grazie a te. Allora, ci fermiamo per qualche minuto soltanto e poi ci sarà con noi Lucia Elena Aiari, che è la campionessa che ha appena vinto gli europei Under 22 di pugilato. Questa è una che mena, ragazzi. State con noi, a dopo. Eccoci qua, buongiorno Sicilia, abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi la campionessa di pugilato Lucia Elena Aiari. Buongiorno, benvenuta, fresca di oro agli europei Under 22 in Montenegro. Benvenuta e complimenti davvero, Lucia. Grazie. È stato un successo che le dà grandi soddisfazione, immaginiamo, no? Sì, assolutamente. Diciamo che il rientro in casa è stato molto, molto accogliente. Diciamo che ormai sono alla Sicilia, soprattutto come rappresentanza femminile, quindi sì, diciamo che l'emozione, la felicità è immensa.
Si vede, sprizza gioia da ogni centimetro del suo viso. Ma è vero che lei prima era lì in quella palestra e faceva tutt'altro, faceva Zumba, è vero? Sì, sì, assolutamente. Zumba. E ho praticato anche 7 anni di danza classica, quindi Danza diciamo che classica, poi Zumba, ci La racconta. danza classica può servire anche lo Zumba perché in qualche modo la box ha bisogno anche di movimenti particolari, quindi ti hanno aiutato, no? Ci racconti un po'. sì. Allora, io ho iniziato a praticare danza classica all'età di 6 anni e diciamo che mi piaceva anche molto, devo dire. Solo che secondo me probabilmente il pugilato spiccava più sulla parte caratteriale, quindi mi ha aperto anche la parte un po' fuori dalle righe. Diciamo che non ho un carattere molto tranquillo, quindi magari questo non rispecchiava nella danza. Ha trovato la strada giusta, perché invece di menare la gente per strada lo fa sul ring, dove è il posto giusto per farlo, e così Diciamo non c'è. Tranquillo e legale. Legale, è bellissimo, lei è è piena di senso di umorismo, veramente. Ma lei ha una bella famiglia, una famiglia multietnica, la mamma è italiana ma il padre è tunisino, e questa è una ricchezza naturalmente. Sì, assolutamente. Sono stata anche in Tunisia quando ero più piccolina e ho preso gli occhi belli di mio padre e i capelli ricci di mio padre. Posso dire che le due culture sono molto simili, però diciamo che preferisco, se posso dire, la Tunisia per una questione di religione, perché sono molto religiosi e tendono molto a occuparsi della famiglia a livello proprio rispettoso e affettivo. Beh, Quindi questo è molto bello. un po' lo preferisco. È molto bello che lei dica questo, perché soprattutto per una giovane, insomma, a sentire forte il sentimento religioso non può non colpirci, naturalmente. Ma qual è la sua storia? Ci vuole raccontare un po' com'è arrivata poi a questa famosa La mia palestra? storia è un po' particolare. Diciamo che sì, parlo della mia famiglia perché cioè, ho sempre apprezzato la mia famiglia, indipendentemente da come ho vissuto la mia adolescenza e la mia infanzia. Io sono cresciuta comunque in una comunità, dall'età di 6 anni fino ai 18. Ho sempre avuto vicina la mia famiglia, questo non lo posso negare e di questo ne sono contenta, al di là di come ho vissuto, come dicevo. Ho vissuto in varie comunità perché, come dicevo, non ho un bel caratterino e non mi sapevo adattare facilmente a quelli che erano i contesti un po' di gruppo. Quindi diciamo che ho fatto un po' di difficoltà ad adattarmi. Però ci sono riuscita anche grazie al pugilato, perché il pugilato mi ha dato un po' di temperamento, mi ha un po' placata, quindi diciamo che sono riuscita un po' anche a convivere con le altre persone grazie al pugilato, grazie al maestro della mia palestra che mi diceva: tu devi resistere, devi fare pazienza fino ai 18 anni, noi ci siamo accanto a te. La palestra è la Boxing Gym Catania Ring. Noi ci saremo sempre. Tu quando vuoi, questa è casa tua. Studia, fatti il tuo futuro, creati il tuo futuro. Quando sarà il momento uscirai e potrai goderti tutta la tua vita. Quindi diciamo che non ho vissuto una vita allegra, felice, spensierata, però credo con tante lezioni, con tanti, come posso dire, con tante cose da portarmi dietro, con tanti bagagli di esperienza, quindi non recrimino le scelte dei miei genitori, non recrimino niente. Sono ad oggi felice perché appunto sono diventata campionessa d'Europa, quindi più felice di così non si può.
E ora punta alle Olimpiadi, Lucia, è vero che punta alle Olimpiadi adesso? Assolutamente. Spero di arrivare alle Olimpiadi e di raggiungere le vette più alte del pugilato. Assolutamente. Noi miriamo sempre alle cose più grandi. Giusto, giusto. Chi sono le avversarie più pericolose? Che teme di più? Allora, io ne ho incontrate due pericolose e devo dire che un po' ho avuto paura sopra il ring. Io difficilmente ho paura, però essendo stata ferma 2 anni, diciamo che la paura un po' ti prende. E chi erano queste due? E le russe. E poi? Sono, diciamo, le nazioni più quotate. Una è la Russia e l'altra? La turca. Ah, la Turchia, capito. Sono le nazioni più quotate, assolutamente, a livello europeo. Poi a livello internazionale, incontinentale e intercontinentale sono le indiane. Le indiane sono molto forti, ma credo, perché diciamo c'è stata anche una spiegazione dietro il fatto che le indiane abbiano tutto questo successo nello sport, è perché comunque l'India è un paese molto povero e le ragazze magari che non hanno potuto avere magari a livello economico una stabilità tendono nel pugilato di emergere, no? Di avere comunque una vita dignitosa, perché comunque il pugilato paga bene. Quindi penso che sia dovuto a questo, anche la voglia proprio di ottenere qualcosa che non si ha a casa, anche pensando alla famiglia, a chi ne ha bisogno, penso che sia un valore aggiunto. Certo. La stessa mentalità che io ho in questo momento nel vincere l'Europeo, anche il fatto che diciamo che ad oggi non ho tante soddisfazioni nella vita in generale, ne ho vissute tante, quindi forse mi aggrappo anche un po' alla speranza del pugilato per avere qualche soddisfazione in più dalla vita. Noi glielo auguriamo naturalmente. Dunque, il suo maestro è Antonino Vaccarone, che è tecnico della boxing team di Catania. È un bel gruppo quello lì, si è trovata bene, si trova bene lì. Assolutamente. Non potevo trovare di meglio, posso dire. È stato veramente una conoscenza che mi ha rivoluzionato la vita, mi ha resa donna, perché ad oggi a 20 anni mi sento donna, grazie a tanti insegnamenti, perché lì dentro non si insegna solo il pugilato, ti insegnano proprio a vivere, a reagire, perché comunque il Librino è un quartiere particolare. Quindi se non sai sopravvivere, diciamo che vieni travolto da un po' la criminalità, un po' l'ignoranza. Quindi quel palazzetto lì e quella palestra lì e tutte le persone che ci sono dentro fanno parte anche di un recupero sociale, perché ci sono anche persone che non pagano per allenarsi. Quindi evidentemente il recupero sociale è più importante per loro rispetto magari a un budget mensile. Quindi sì, assolutamente devo trovare di meglio. Di rappresentare un po' il riscatto di Librino. Come? Ha la sensazione di essere un po' la rappresentante della migliore Librino di oggi. Sì, allora diciamo che in palestra ovviamente ci sono tanti talenti importanti, anche maschili, però a livello internazionale posso dire sì che rappresento molto la Sicilia e sono magari un'icona, se posso dirlo, della Sicilia, per i ragazzini, per le ragazze che magari hanno paura di intraprendere magari il pugilato per paura di farsi male al naso, di farsi male, di essere giudicate dai maschi, perché c'è anche questo, perché parliamoci chiaro, c'è tanta maturità, ma c'è anche un po' di ignoranza ancora su questo tema. Quindi magari sì, tante volte mi sono ritrovata a dover confortare o stimolare le ragazze perché appunto magari c'erano dei pregiudizi
nei confronti dei maschi, quindi Ma non posso dire di voler essere d'aiuto. Giusto, sicuramente lo è. Ma una curiosità da ignorante a proposito, ma al naso non ci si fa male veramente poi? No, non ho capito. Ma poi al naso non si fa male, dico. No, posso dire che fino ad oggi il naso è in perfette condizioni. Me lo chiedono in tanti e ogni volta purtroppo devo ripetere la stessa risposta, che diciamo che il pugilato forse è più sicuro di tanti altri sport meno violenti. Quindi, come vedete... Era una domanda stupida, ma perché in realtà ci fa piacere, come dire, il suo sorriso, le sue battute e il suo modo di fare. E grazie davvero, complimenti alla nostra Lucia Helen Ajari, in bocca al lupo per il suo futuro e davvero complimenti anche per quello che rappresenta, oltre che per lo sport, anche per la città di Catania, la Sicilia e anche Librino. Ci fermiamo per qualche istante e poi dopo torneremo. Intanto adesso c'è l'almanacco. State con noi, buongiorno Sicilia. Alcuni consigli preziosi da non sottovalutare a qualsiasi età. Se avete bisogno di abbassare i livelli di colesterolo, privilegiate alimenti ricchi di fibre come frutta, verdura e cereali integrali. Scegliete fonti di grassi sani come avocado e noci e preferite l'olio extravergine d'oliva. In Svezia molti cittadini si sono spinti oltre le semplici carte di credito, di debito o prepagate. Si stima che oltre 6.000 persone nel paese nordico abbiano dei microchip sotto pelle con cui effettuano facilmente i pagamenti contactless e con cui aprono persino la porta di casa senza chiavi. Il proverbio di oggi è «Ambasciator non porta pena». Quante volte l'avrete detto? Significa semplicemente che chi ha l'ingrato compito di comunicare notizie spiacevoli non è il responsabile della situazione, è solo il messaggero, non il colpevole. Quindi, quando vi trovate in questa situazione, ricordate che magari state solo facendo il vostro dovere. A proposito di ambasciatore, l'ambasciatore delle stelle, il nostro Marco Amato, lo vedo già lì che sorseggia il suo caffè, beato lui. Ciao Marco, benvenuto. Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Grazie, anche a te. Questa tazzina, descrivici rapidamente per favore, la vedo particolarmente. Oggi, siccome è un giorno speciale sia per l'astrologia e per lo sport, ne ho voluta una un po' imperiale. Questa è una Royal Albert ed è il meglio della porcellana inglese che si possa pensare. La Royal Albert, tra l'altro, sono tutte serie numerate e sono tutte antiche e fanno parte proprio dello squisito stile inglese, un po' manierista, un po' ampolloso, ma sempre assolutamente una classic elegante. Ma complimenti, ma perché oggi è un giorno speciale? Te lo posso chiedere, Marco? È un giorno speciale perché oggi la luna si fa piena in Gemelli, segno della comunicazione, quindi è un rinnovo proprio per tutto quello che concerne un po' l'ambito che tanto amiamo, che è quello della comunicazione, del giornalismo, ma soprattutto quello della relazione umana. Essendo sempre io un curioso di tutte le interazioni possibili tra cose e persone diverse, perché un astrologo fondamentalmente è questo, mi sono molto appassionato di questa luna che ora vi racconterò, ma i riflettori delle stelle oggi li ho voluti accendere proprio sullo sport. Complimenti a Lucia, che è una personalità veramente stupefacente, una delle sportive italiane, siciliane in questo caso, che ci dà lustro. Tra l'altro mi ricordava moltissimo questo connubio tra danza e pugilato, un po' come si diceva criticamente di Mohammed Ali, che si muoveva come una farfalla ma pungeva come un'ape. Quindi è vero, come diceva Angelo, che il pugilato esige dei movimenti veloci, suavi, di scatto, che in realtà non hanno molto a che fare con la forza muscolare bruta, ma con l'agilità suave più simile a quella di una farfalla. Poi il gancio, il montante, il dritto sicuramente sono colpi da scusa, ma tu sembri uno che ha fatto box, sai tutto della spessore umano.
Ma sai tutto della box? Hai fatto box anche tu? Diciamo che mi piace incuriosirmi dei personaggi che hanno fatto la storia sia dello sport che di ogni particolare area, ma oggi vi volevo anche parlare delle grandi imprese che hanno compiuto. Pecco Bagnaia, che è stato bravissimo, di cui abbiamo parlato mesi fa, proprio in virtù del suo incidente, vi avevo anche spiegato che era che è un Capricorno, bravissimo, segno della resistenza e segno delle ossa. Vi ricordate che aveva avuto un incidente da cui si è ripreso brillantemente e ha fatto benissimo poi nelle sue gare, fino a che oggi ha portato a casa il titolo, quindi bravissimo Pecco, assolutamente. Capricorno, segno della resistenza, la costanza è tutto nello sport, perché lo sport prima di tutto è disciplina. In tante storie di tanti sportivi abbiamo una perseveranza proprio da asceta, quasi da fare invidia, e il Capricorno in questo è un segno assolutamente insuperabile. Ma non c'è solo lui oggi sotto i riflettori delle stelle assieme a Lucia. Pecco e anche Yannick, scusate, altoatesino questa volta è del segno zodiacale del Leone. Il Leone è un segno zodiacale che grazie alla fine dei passaggi dei pianeti in Scorpione ritrova assolutamente energia. Ecco, come raccontavo ieri, è Marte in Sagittario, Marte è il segno dello sport, il Sagittario e l'Ariete sono i segni più portati in questo, e i segni di fuoco sono quelli che hanno un'energia vincente. E da bravo Leone, assolutamente, ora che gli ostacoli sono stati finalmente rimossi, dopo 47 anni ci regala la Coppa Davis di nuovo italiana. Quindi oggi è proprio un giorno di festa per lo sport italiano, che tra l'altro con 3 giovani ragazzi con 3 storie diversissime, 3 personalità zodiacali molto diverse, vincono assolutamente il premio più bello, che è quello della celebrazione dell'agono, dello sport, che è anche una scelta di vita che può cambiare il mondo. Ebbene, ora faccio l'astrologo e quindi Luna in Gemelli cosa significa? Viva la comunicazione! Vi avevo raccontato che Mercurio in Sagittario avrebbe creato un pochettino di notizie un po' così, tutte da disinnescare. La Luna in Gemelli riporta alla serietà e alla fluidità della comunicazione. È proprio la luna di tutti quelli che hanno una capacità più spiccata degli altri di avere a che fare con gli altri. In questo caso vive i segni d'aria, quindi Gemelli, Bilancia, Acquario, i super fortunati, chiaramente per regola. Vi ho oramai insegnato che se va bene agli aria va bene anche il fuoco, perché sono combusto e comburente chimicamente, quindi si danno forza a vicenda. Tranne che per il Sagittario, perché la Luna sarà di opposizione, ma renderà a lui chiaro quello di cui c'è bisogno, ovvero Sole personalità, passione Marte e Mercurio comunicazione propriamente detta, mentre invece Ariete e Leone hanno assolutamente dalla loro parte questa Luna che riprende i loro rapporti. Un po' più farraginoso chiaramente è l'ambiente della Terra, proprio perché le abilità e le fluidità di Mercurio non sono proprio affini alla Terra, quindi Toro e Vergine dovranno ancora barcamenarsi sul cercare e mettere a punto una comunicazione un pochino più efficace con le altre persone, mentre invece il Capricorno Sornione sta vedendo l'avvicinamento di Mercurio che gli porterà un nuovo connubio lavorativo e finalmente un lasciarsi andare a un nuovo progetto. Gli Acqua, sempre dolcissimi, ma pesci e Cancro dovranno fare bene i conti con una nuova visione di sé, quindi una maggiore sicurezza per i pesci che ancora attentano all'obiettivo ancora da raggiungere, ma che stanno dimostrando una grande resistenza e resilienza, mentre invece i Cancro si dimenticano un po' troppo spesso che non sono solo le emozioni che governano una vita, è un periodo un po' di quiescenza, ma da venerdì di questa settimana poi vi racconterò che le cose cambieranno un po'. E per ultimo lo Scorpione, che dopo essersi liberato di tutti i passaggi planetari nel suo segno zodiacale, adesso gode di una ritrovata serenità e voglia costruttiva. Le cose adesso vanno come volete voi, quindi dirigetele in maniera creativa. Lo Scorpione è segno della creatività. E detto questo, tanti auguri ancora ai nostri atleti e buon inizio settimana a tutti. Grazie carissimo Marco, complimenti a te per questa magnifica tazzina e per questa dissertazione, soprattutto
soprattutto per gli scorpioni. Vabbè, che hai come notizia? Guarda, una notizia curiosissima, intanto salutiamo Marco, però andiamo in Inghilterra. Senza eredi, tutto al re, la legge medievale che arricchisce Carlo. Il quotidiano The Guardian rivela i guadagni milionari che il monarca e il suo ducato avrebbero incassato grazie a un'antica norma tuttora in vigore. Pensa che siamo a Lancaster, se non dico male, tutta origine da questa tradizione monarchica risalente al Medioevo. I beni bona vacanza sono quelli appartenuti a persone che muoiono senza eredi, e questi beni vanno praticamente alle casse del tesoro britannico. Hai capito? Come da noi quasi. Vabbè, andiamo indietro nel tempo e siamo al 27 novembre dell'8 avanti Cristo. Appena. Ecco, e muore uno dei più importanti poeti che ancora oggi noi ricordiamo, Orazio, quello di Carpe Diem, quello dell'attimo fuggente. E poi fu un vero e proprio colpo di fortuna quello che portò John Walker a inventare i fiammiferi. Questo capitò il 27 novembre del 1826. Scoprì che, strofinando contro una pietra un pezzo di legno trattato con del potassio, questo si infiammava. Certo, rischiò anche di fare saltare in aria tutta la sua bottega. Ma voi lo sapevate che è stato Alfred Nobel a inventare la dinamite, e questo l'ha reso ricchissimo tra l'altro, però siccome non voleva essere ricordato soltanto per le esplosioni, ha creato un premio che ora è il famoso premio Nobel. Al 27 novembre del 25 invece viene istituito in tutte le amministrazioni del Regno Italico questa specie di stupido saluto romano, che qui è fatto nel film Presa in giro, e pare che sia stato a inventarlo Gabriele D'Annunzio, che era uno che ha dato un sacco di contributi sulla forma fascista, come eia alla la, se l'ha inventato lui, per dire, e anche il saluto romano pare se lo sia inventato D'Annunzio. Siamo al 27 novembre del 1962, la Camera dei Deputati dà il via libera definitivo alla legge che privatizza l'energia elettrica in Italia. La norma, che tende a ridimensionare il potere dei grandi monopoli privati, porta alla nascita poi di Enel, e pochi anni dopo, siamo al 27 novembre del 67, inizia l'occupazione studentesca di Palazzo Campana, sede della Facoltà Umanistiche dell'Università di Torino. È la scintilla che accende poi la ribellione del movimento studentesco in tutti gli altri atenei italiani. Nel 1990, il 27 novembre, anche l'Italia firma gli accordi di Schengen, che mirano a facilitare, per cui si passa da un paese all'altro dell'Europa senza presentare neanche i documenti. Il 27 novembre del 1942 è nato Jimi Hendrix, eccolo qua, il più grande chitarrista del mondo, è cresciuto, era povero, poi pensate, si è fatto una chitarra con una scatola di sigari e un elastico, e da allora in poi ha dimostrato le sue straordinarie qualità, e nel 92, a 50 anni dalla nascita, gli fu assegnata una stella nella Rock and Roll Hall of Fame, cioè il pavimento dove tu passi e ci sono i nomi delle stelle. E ora ascoltiamo una canzone dedicata alla fidanzata di Jimi Hendrix, Mary. Una volta, raccontano, hanno litigato su come lei aveva cucinato, e lui, invece di chiamare la pizza come avrebbe fatto un altro, gli ha fatto una canzone, e la canzone è Il vento piange Maria, perché Maria era la sua fidanzata. The Wind Cries Mary, e con The Wind Cries Mary noi ci lasciamo e vi diamo appuntamento a domani. Buongiorno Sicilia, Jimi Hendrix.